Cari telespettatori, ben ritrovati, ben arrivati anche i nostri ospiti. Questa volta, supportati come sempre dalla CIA del Veneto, mettiamo l'accento e il focus nell'area della Marca Trevigiana. Faremo prima un panorama generale con Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto, ben ritrovato qui con noi. Grazie e buongiorno ai telespettatori. Del Veneto, come sta andando, qual è il polso della situazione, poi andremo nell'area del Trevigiano. Ci sono delle produzioni molto particolari, di altissima qualità, di grande pregio e quindi ben arrivato Presidente CIA Treviso, Salvatore Feletti, grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, io direi di inquadrare un po' la situazione, stato di salute più o meno dell'agricoltura in Veneto. Qual è, direttore? Luci e ombre nel 2024, una situazione sempre caratterizzata dagli eventi climatici e quindi gli agricoltori sempre sotto processo, soprattutto per questi eventi che determinano periodi di grande siccità con periodi di abbondanza di acqua e quindi le colture vanno in difficoltà. Abbiamo avuto un aumento della produzione interna lorda nel Veneto, circa del 3% rispetto all'anno precedente, però nello stesso tempo abbiamo avuto una riduzione del numero delle aziende agricole. Quindi, perché? Il numero delle aziende agricole si riducono perché ovviamente c'è meno redditività nelle aziende e quindi la parte della redditività, la valorizzazione del prodotto e che i prodotti siano pagati in maniera equa è un elemento importante che CIA Agricoltori Italiani ovviamente sta portando avanti insieme anche alle altre organizzazioni e anche al Ministero, ma questo avremo modo di affrontare nella discussione di oggi le varie problematiche che infliggono oggi l'agricoltura nazionale ma soprattutto anche l'agricoltura veneta. Ci sono dei comparti che hanno tenuto più di altri? Perché tutto sommato, così guardando l'anno scorso, non è stato particolarmente siccitoso come in altre parti d'Italia, nel Veneto, e sì, ci sono stati degli eventi calamitosi, però diciamo che nella media c'è stato di peggio. Guardi, i comparti che chiaramente tengono in maniera anche importante a livello di produzione interna lorda, a livello anche reddituale, sono i soliti comparti importanti anche nel Veneto, in primis la viticoltura, ma anche gli allevamenti, anche la produzione di latte. Sempre più le aziende oggi cercano di valorizzare i loro prodotti, sempre più le nostre cooperative, l'Asiago, il DOP e quant'altro, valorizzano i loro prodotti e hanno la possibilità di percepire qualcosa in più nelle stalle dei nostri allevatori. E quindi questo è un segnale importantissimo. Quindi alcuni comparti che vanno di più, alcuni altri che vanno meno, tutta la parte dei seminativi, l'olio d'oliva meno 30%, tanto per avere meno 30% di produzione, per avere alcuni dati, ma soprattutto anche i seminativi hanno subito riduzioni importanti, quindi l'aumento dei costi di produzione è l'altro aspetto che noi dobbiamo intervenire in maniera puntuale e importante nelle nostre aziende. E come potreste intervenire? Come secondo lei? Perché ci sono degli aiuti che sono venuti in parte dall'Europa, no? Altri sono state delle assicurazioni, ci sono dei ritardi, no? Nei risarcimenti. Sulla questione delle assicurazioni c'è tutto da dire, sulla questione degli aiuti noi chiediamo il giusto. Noi chiediamo che venga applicata il 198, che è la legge che riguarda le pratiche sleali. Allora, oggi è stata fatta nel 2021. Oggi non vi è la possibilità di vendere il proprio prodotto sotto costo, non vi è la possibilità di vendere il proprio prodotto meno del costo di produzione di quel prodotto. Non si può fare. No, non si può, non si dovrebbe fare. Invece vediamo che si fa normalmente tutto quanto questo perché la legge non è chiara e non interviene in maniera puntuale. Noi chiediamo che la legge deve intervenire con l'ISMEA in maniera tale che all'inizio dell'anno si sa perfettamente qual è il costo di produzione di quel prodotto e sotto quel costo di produzione non si deve intervenire. Oggi succede questo e quindi vede, quando diciamo sempre il prezzo finale fatto 100, solo il 13% va agli agricoltori, è un elemento di grande negatività. Dobbiamo accorciare le filiere, ma dobbiamo soprattutto valorizzare il prodotto finale e valorizzare il reddito dei nostri agricoltori. Facendo questo, ricordo ai nostri telespettatori che una decina d'anni fa le aziende nel Veneto erano circa 80.000, ora si attestano intorno ai 60.000 aziende nel Veneto con la stessa produzione, 800.000 ettari di produzione SAO e quant'altro. Quindi vede, noi abbiamo nel Veneto una realtà importantissima, abbiamo tante DOP, tante IGP, tanta valorizzazione del prodotto, ma dobbiamo
far sì che le nostre aziende possano continuare a percepire una redditività tale per rimanere nel nostro territorio. Ecco, questo discorso della filiera lunga, dei rincari di filiera è un eterno problema. Perché poi il consumatore si trova a un prezzo elevato comunque di frutta e verdura, ormai veramente sono diciamo quasi break even, tanto è vero che tanti consumatori hanno già scartato il consumo di certi prodotti. Parlavo con alcuni rivenditori che dicevano: per il cavolfiore tipico verdura di stagione viene disdegnato, ma per forza, perché al banco il consumatore lo trova delle cifre impossibili. Tagliando questa filiera, quindi almeno il prezzo non cambierà per il consumatore finale, ma per voi ci sarebbe una marginalità maggiore. Ma i pezzi di filiera che fine fanno? Non accetterebbero mai un taglio del genere? Nel Veneto abbiamo già fatto alcune valutazioni insieme con i GDO, che sono le grandi distribuzioni. Ma se noi andiamo a guardare nei nostri supermercati, vediamo sempre di più scaffali in cui prodotti italiani, prodotti del Veneto, prodotti delle nostre aziende. Dobbiamo incentivare ancora di più questa idea, ma dobbiamo valorizzare e creare quel rapporto insieme ai consumatori, in maniera tale che i nostri consumatori, che siamo tutti noi, quando andiamo nelle GDO, andiamo nei supermercati, privilegiamo i prodotti agricoli, soprattutto del Veneto e soprattutto nostri, in maniera tale da valorizzare tutto quanto questo. E la valorizzazione della filiera parte proprio da qua e quindi parte anche da un segnale importante su tutto questo. Chiaramente questo è un dato determinante, però noi in maniera altrettanto determinante dobbiamo far sì che queste pratiche sleali devono cessare, devono garantire invece la redditività agli nostri agricoltori. Dopo vedremo direttamente sul territorio quanto questo si riesce anche a realizzare, poi ogni territorio è diverso dall'altro. Per restare sugli aspetti generali, ci sono stati sintomi di peste suina, di aviaria, di problematiche del genere. A parte l'invasione di cinghiali da una parte, di lupi dall'altra, cosa a livello veneto, hanno inciso? Assolutamente, stanno incidendo in maniera molto negativa sulle filiere specifiche, perché la peste suina africana è una malattia che viene infettato soprattutto i cinghiali e quindi i nostri allevamenti suinicoli sono i primi che determinano questo. La peste suina oggi è presente in 2 regioni, 3 regioni d'Italia, soprattutto in Piemonte e soprattutto in Lombardia. Nel Veneto è ancora distante circa una 80ina di chilometri nei nostri territori e quindi ci dobbiamo salvare su questo. C'è molta prevenzione su questo, molto controllo su questo, soprattutto sugli ungulati. Quindi non è arrivata ancora qui? Assolutamente non è arrivata, ma dobbiamo sicuramente fare un piano specifico per gli ungulati, perché gli ungulati sono i cinghiali che sono i portatori della peste suina. Se entrano nei nostri allevamenti è un disastro, è un caput completo delle nostre aziende agricole. Ricordo che noi abbiamo importanti aziende che oggi producono suini, ma soprattutto producono prodotti di grande eccellenza come il prosciutto di Montagnana, come il prosciutto di Parma e come il prosciutto di San Daniele, quindi aziende molto specializzate, per non parlare poi della parte avicola. E quindi, quella invece come messa? Quella è ancora di più in grosse difficoltà, perché oggi alcuni territori importanti che riguardano soprattutto la parte veronese e una parte anche del Trevigiano è intervenuta, sta mettendo danni alle nostre aziende e quindi si interviene specificatamente anche in questo. Ricordo che i nostri allevamenti su questo hanno fatto grossi investimenti di biosicurezza e quindi cercare all'interno delle proprie aziende di mantenere isolate le nostre aziende rispetto all'infettarsi di questa grave malattia. Ma la parola d'ordine oggi è di intervenire soprattutto anche con una prevenzione vaccinale che noi cercheremo nei nostri tavoli che abbiamo fatto sia a livello regionale ma anche a livello nazionale di intervenire su questo. Oggi abbiamo necessità di intervenire con il vaccino e quindi saremo pronti per affrontare anche questa grande sfida per le nostre aziende. C'è un messaggio che è arrivato, vediamo se dalla regia riusciamo a rimettere in onda, che così lo leggiamo anche insieme. Mi volete spiegare perché il settore agricoltura è sempre in crisi e la siccità e la troppa acqua, il costo della manodopera e la grande distribuzione, eppure i nostri prodotti sono sempre richiesti e elogiati da tutti? Vuole rispondere lei, Presidente? Un aspetto fondamentale che a volte si trascura è che l'agricoltura è un'attività che si fa a cielo aperto.
quindi il tema della troppa acqua o della siccità è una cosa che non si può ignorare. Il cambiamento climatico è una situazione che stiamo vivendo, c'è chi lo nega, c'è chi dice che c'è. L'agricoltore deve affrontare i cambiamenti che ci sono. Questo vuol dire che un anno in cui manca l'acqua deve organizzare la propria azienda in modo tale che le culture non soffrano. L'anno successivo, se si trova il problema opposto, quindi con eccessi di precipitazioni, fa fatica a compensare l'investimento fatto l'anno prima per gestire la siccità quando l'anno successivo c'era un eccesso di pioggia. Quindi questo è un motivo semplice che può giustificare una costante difficoltà per il mondo agricolo, perché comunque deve affrontare le vicissitudini ambientali che poco riesce a controllare. Assolutamente, è un po' una peculiarità del nostro paese, perché abbiamo tante piccole aziende agricole, vero, rispetto ad altre realtà, altri paesi, pensiamo anche alla Spagna dove ci sono grandissime produzioni. Ma guardi che questo è un grosso valore per l'Italia. Cioè le nostre aziende piccole che noi abbiamo, poi piccole non lo sono in parte piccole, ma abbiamo anche entità molto grosse, aziende che superano centinaia e centinaia di ettari, ma le nostre aziende medio-piccole sono quelle che oggi ci permettono di vivere su determinati territori in salvaguardia idrogeologica, in salvaguardia ambientale. Sono le aziende piccole che oggi sfruttano anche questo elemento di grande capacità importante, che è il paesaggio, che è anche la parte agricola, che molto spesso a volte noi ci dimentichiamo, perché pensiamo che le aziende agricole sono solo quelle che producono prodotto. Certo, noi produciamo prodotti sani, di grande qualità, di grande valore nutrizionale, ma non solo, ma siamo anche i custodi del territorio, del paesaggio. Quando facciamo il giro in bicicletta e prendiamo l'Austilia e andiamo a vedere questi bei posti, questo è frutto anche delle aziende piccole che sono in quei territori e che svolgono un ruolo determinante su questo. Per questo motivo dobbiamo far sì che queste aziende rimangano nei territori. Poi vediamo che nella montagna questo non succede, perché poi se l'agricoltura va via dalla montagna per tanti motivi, poi vediamo le situazioni che si possono creare, le grosse difficoltà idrogeologiche, ma non solo, ma anche il paesaggio che non è più un paesaggio agricolo curato, è un bel sostenibile. Produzioni particolari, di nicchia, di qualità, che hanno comunque buoni consensi, è l'area della Marca Trevigiana. Io introduco un po' quelli che saranno i temi che andremo a sviluppare, anche per raccontare a chi ci ascolta da altre parti della nostra regione quali sono le caratteristiche, subito dopo la pubblicità. Quindi ci ritroviamo anche con il presidente di Treviso della CIA a vedere un po' il focus in questo territorio. Tra poco.